Un mese di stop e niente Inter per tutta la stagione in corso. L'arbitro palermitano Abisso paga così il grosso errore compiuto con il rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter, nonostante le immagini del VAR smentissero la decisione del direttore di gara. Il fallo di mano, infatti, così come tutta l'Italia ha visto, era inesistente, ma non per Abisso, che adesso con la sospensione forse valuterà meglio cosa ha combinato al Franchi. Lunedì scorso nel programma Tutto Campo andato in onda su TVA con gli ospiti in studio era stata affrontata la vicenda del rigore contro l'Inter, ipotizzando una sospensione dell'arbitro così come è avvenuto. La VAR è quello, ci sono delle immagini e qui erano talmente evidenti che è chiaro che lì di fronte a questa scelta dell'arbitro c'è stato un misto di non volere vedere fino in fondo quello che la realtà strumentale dava. Questo lo porterà sicuramente, perché non penso che gli organi federali, gli organi superiori, sarà sospeso Micchi, Rizzoli, però diciamo dico, che quello, cioè abbiamo, una volta che si è introdotta la VAR va utilizzata e va utilizzata al meglio. Ci sono delle immagini, quelle sono, e uno non deve peccare d'orgoglio. Quelle sono le immagini, tu hai visto male. Anch'io vedendo la partita in televisione ero convinto che fosse il rigore. Ma dopo 10 minuti Ma dopo 3-4 minuti sia... che vedo le immagini mi sono fatto l'idea che il rigore mai l'arbitro l'avesse segnato. La meraviglia invece è stata, diciamo, di fronte a tutti i milioni di persone che hanno visto quella gara, che poi l'arbitro, smentendo quello che davano le immagini, ha segnato il rigore. Per cui dico, lì cosa c'è da pensare? La malafede? Secondo me neanche la malafede, secondo me c'è stato un peccato d'orgoglio.